Vaccinazioni sui bambini dai 5 agli 11 anni, 450, quelli immunizzati fino al pomeriggio, genitori sereni, determinati a far tornare anche i più piccoli ad una vita più normale. Focolaio di Covid a Conegliano dopo il viaggio ad Assisi, cluster di 92 persone, uno è ricoverato in terapia intensiva. La scorsa settimana erano andati in Umbria a portare nella Basilica di San Francesco il presepe artistico di Parè. Sono almeno 2000 tra docenti e personale ausiliario della scuola le persone a rischio sospensione perché non vaccinate i numeri, con la dirigente Carmela Palumbo. Il fratello della campionessa di sci Deborah Compagnoni, Jacopo, travolto da una valanga in Valtellina, il 40enne è stato soccorso, portato in ospedale dove però è morto poco dopo. Chiesta alla grazia per Walter Onechini, in carcere da settembre per aver ferito un ladro. La moglie si è rivolta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla guida di un bus provoca un incidente, continua la sua corsa senza fermarsi. È accaduto ieri sera sulla linea Padova-Castelfranco. A Campo San Piero l'autista è stato fermato, era ubriaco. La vostra difesa è la nostra missione, il titolo del calendario 2022 dell'esercito italiano presentato a Padova al Museo della Terza Armata. 12 tavole che ritraggono i militari impegnati nei principali teatri operativi. Ben ritrovati, buonasera. Allora, avete sentito, oggi è la giornata dei bambini. Sono partite anche in Veneto le vaccinazioni pediatriche dai 5 agli 11 anni, pronti per ricevere il siero anti-Covid. E finalmente, dice qualche genitore ai nostri microfoni. Sentite. È la cosa più importante che ci hanno dato per combattere questa pandemia e bisogna approfittarne. Quindi lancia un messaggio rassicurante anche nei confronti delle altre mamme. Sì. Affidatevi ai pediatri e se il pediatra ve lo consiglia, fatelo. E il bimbo come ha reagito alla cosa? Aveva un po' di paura, ma è stato forte. E così si è aggiudicato il diploma di coraggio, il primo bimbo vaccinato dell'ULSS 7, in questa giornata apripista per i piccoli tra i 5 e gli 11 anni, in cui sono state effettuate le prime 90 vaccinazioni su un bacino territoriale di bimbi compresi in questa fascia d'età di poco più di 23.000. La bimba ha 9 anni, il bimbo ne ha 5, per cui è proprio dei piccolini che riceveranno il vaccino e sono super coraggiosi, nel senso che la paura c'è, vero? Però c'è anche la consapevolezza che probabilmente è il modo per uscirne, per poter vivere più tranquilli e più sereni, quindi evviva i bambini coraggiosi! Dobbiamo dare coraggio a tutti, bisogna fare, per star bene bisogna fare. E a dare coraggio agli adulti sono stati proprio più piccoli, tra loro chi addirittura ha messo davanti a incertezze e giovane età il senso civico. Ha scelto perché vuole vaccinarsi per se stesso e per gli altri. Quindi è una scelta di responsabilità. Sua. L'ha chiesto espressamente a voi? Ha anche una sorella che ha 14 anni e ha già 2 dosi. Hanno seguito la scia dei palloncini colorati, gli è stato consegnato un libro per l'attesa ed ecco fatto il pic della prima dose. In viaggio ad Assisi per portare il presepe artistico di Parè, la frazione di Conegliano, un cluster di 92 positivi, uno di loro è in terapia intensiva. 24 positivi, 3 sospetti, 65 contatti stretti. Il pellegrinaggio ad Assisi per portare nella Basilica Superiore di San Francesco il presepe artistico di Parè si è trasformato in un maxi cluster di Covid. Il presunto caso indice dal quale sarebbe partito il focolaio è quello di un 78enne vaccinato, ora ricoverato in terapia intensiva. Proprio dopo l'aggravarsi delle sue condizioni e il suo trasferimento in ospedale, l'ULSS ha avviato gli accertamenti sui partecipanti al viaggio. 16 persone hanno raggiunto l'Umbria a bordo di auto propria, ma hanno preso parte alle cerimonie organizzate per la consegna del presepe, mentre il gruppo più numeroso di pellegrini si è recato nella città di San Francesco a bordo di 2 pullman e probabilmente proprio nel corso del viaggio sarebbe avvenuto il contagio. Basta che ci sia un positivo, la situazione chiusa diventa ovviamente una diffusione per tutti. Abbiamo circa 25 positivi, abbiamo messo in quarantena tutti gli altri e speriamo che la cosa si fermi ai 25 positivi.
Stiamo anche monitorando i contatti stretti, quindi vuol dire su 95 persone moltiplicate almeno per 4, stiamo monitorando oltre 360 persone. Al viaggio hanno partecipato diversi parrocchiani di Parè di Conegliano assieme a Protezione Civile e gruppo Presepe Artistico. In quarantena, anche se non ha partecipato direttamente al pellegrinaggio, il parroco di Parè, Don Michele, che si rivolge alla comunità. Questa esperienza ci insegna che quel bisogno che abbiamo tutti di normalità lo dobbiamo condire ancora molto, secondo me, con tanta prudenza. Sono due ingredienti che secondo me devono stare assieme e combinarli bene assieme. C'è un bisogno sicuramente, ma dall'altra parte ci vuole ancora tanta prudenza. Queste sono le due cose che mi verrebbe da imparare nuovamente da questa esperienza. Ad Assisi, ma non a bordo dei pullman, si era recato anche il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Dispiace per quello che è successo agli amici di Parè che sono andati ad Assisi per inaugurare il presepio, ma devo dire che questa è la dimostrazione che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Abbiamo infatti ieri firmato anche un'ordinanza che impone a Conegliano l'uso delle mascherine in centro città e dovunque ci siano assembramenti. Manteniamo le buone pratiche, dico soprattutto a tutti che il ritorno alla normalità potrà esserci nel momento in cui ci sarà un grande senso di responsabilità e si sarà usciti definitivamente dalla situazione di emergenza sanitaria. Per cui grande attenzione, passiamo queste vacanze di Natale cercando di evitare gli assembramenti e di mantenere le buone pratiche. L'obbligo vaccinale per forze dell'ordine ed anche insegnanti, i dati ce li ha dati la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, la dottoressa Carmela Palumbo. Sono 2000 tra insegnanti e personale della scuola ancora non vaccinati. La scuola messa a dura prova anche questo Natale con l'impennata del numero di classi in quarantena che non accenna a fermarsi e la chiamata all'obbligo vaccinale del personale scolastico che trova ancora delle resistenze. In Veneto si contano almeno 2000 tra personale e corpo docente non vaccinato. Almeno 2000. Sappiamo che in questi giorni c'è una parte di questo personale che già da ieri ha comunicato al proprio dirigente scolastico che ha prenotato il turno vaccinale, quindi questa vaccinazione dovrebbe aver luogo, diciamo, poi nel corso, comunque entro le vacanze natalizie, diciamo così. Vedremo se ci sono altre persone che invece intendono non vaccinarsi. In questo caso sappiamo scatta, dopo una diffida del preside, scatta la sospensione dal servizio. Docenti sospesi e che saranno sostituiti dai supplenti. Le classi intanto da oggi sono sottoposte ad una nuova misura di carattere sanitario. A fronte di un positivo scatta la quarantena finché l'intera classe non sarà sottoposta al tampone tempo zero, ovvero al primo tampone di controllo. Il tentativo è quello di arginare la diffusione del contagio. Quest'anno abbiamo maggiore sofferenza proprio per la maggiore incidenza di casi positivi invece nella fascia prima di tutto della scuola primaria e poi della scuola media. Siamo quasi a 900 su 100.000 nella fascia 6-10 e oltre i 600 su 100.000 nella fascia 11-13, quindi una maggiore incidenza. Il virus corre tra i bambini che proprio da oggi hanno accesso alla vaccinazione, caldeggiata anche dalla dirigente Palumbo. Sappiamo anche che i nostri bambini fanno tantissime vaccinazioni, quindi già da piccolissimi cominciano a fare tantissime vaccinazioni. Ecco, bisogna prendere in considerazione anche questa. Senz'altro. Alla famiglia l'appello a mantenere un comportamento responsabile, evitando occasioni di contagio proprio sotto le feste natalizie, per non compromettere la ripresa di questa scuola già da settimane in difficoltà. Detti poche ore fa la nuova circolare della Regione del Veneto in presenza di più classi con dei positivi e quindi con delle quarantene all'interno dello stesso plesso scolastico. Il SISP può prevedere anche la quarantena anche in presenza di un solo caso positivo e dunque non più 3 all'interno della classe, quindi quarantena da subito anche in presenza di un solo positivo. Questa è la nuova circolare della Regione del Veneto. È stato travolto e ucciso da una valanga Jacopo
Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah ed ex moglie di Alessandro Benettone, è caduto a 2850 metri sul Monte Sobretta durante un'escursione di sci alpinismo. L'incidente questa mattina poco prima delle 12 a Valfurva, in provincia di Sondrio, in zona Malerbe. Jacopo era una guida alpina, assieme ad un suo amico stavano scendendo con gli sci d'alpinismo dal canale nord del Monte Sorbette quando sono stati travolti. Compagnoni, 40 anni, è morto poco dopo il trasporto in ospedale, l'amico ricoverato in stato di shock. Deborah ha vissuto per quasi 20 anni a Treviso, lo ricorderete, originaria di Bormio, e ha anche un altro fratello maggiore, Yuri. Jacopo era invece il più piccolo dei fratelli, gestiva con la famiglia l'hotel Baita Fiorita a Santa Caterina. Nella giornata di sciopero generale proclamato da CGIL e UIL per una legge di bilancio più giusta, migliaia di veneti hanno partecipato a Milano, una delle 5 manifestazioni organizzate in tutta Italia. A Milano sono arrivati in 5.000 dal Veneto, 1.000.000 da Venezia, per unirsi a manifestanti provenienti da tutto il nord Italia che chiedono al governo più coesione sociale e miglioramenti concreti per lavoratori e pensionati. Partita da Piazza Castello in corteo fino a Piazza Sempione, la manifestazione di Milano è una delle 5 che si svolgono in Italia nell'ambito dello sciopero generale di 8 ore proclamato da CGIL e UIL contro una legge di bilancio definita inadeguata e ingiusta. Vogliamo una riforma del fisco che premi i redditi medio-bassi e non a quelli più alti. Vogliamo dire no al ritorno alla Fornero, flessibilità in uscita, 62 anni a 41 anni di contributi e una pensione contributiva di garanzia per dare una prospettiva previdenziale soprattutto ai giovani e alle donne. Quei giovani e le donne a cui questa finanziaria non dà nulla. CGIL e UIL chiedono inoltre che lo Stato assuma un ruolo forte da protagonista nell'offrire soluzioni alle crisi industriali, contrastando le delocalizzazioni, ma anche un aumento di risorse per la sanità e la stabilizzazione del suo personale. Ci dicono che va tutto bene, che un paese sta crescendo, noi invece abbiamo una preoccupazione immensa per l'occupazione, per lo sviluppo industriale, per la crescita, per le pensioni e per tutto quello che non va. Noi vogliamo un paese più giusto e lotteremo fino alla fine perché questo possa esserlo. L'ingiustizia è quella di un paese in cui lavoro, reddito e attenzione del Parlamento viaggiano secondo i sindacati a velocità molto diverse a seconda delle occupazioni e delle classi sociali. Il divario sociale tra chi sta meglio e chi sta peggio aumenta sempre di più. Questa è la ragione di fondo per cui anche i pensionati che da questa manovra avranno poco o nulla sono qui in piazza assieme alle lavoratrici e ai lavoratori dei luoghi di lavoro. Siamo alla crisi della Speed Line. A proposito di lavoro, tante le ripercussioni dell'indotto e l'allarme lanciato da Confapi del Veneto. Oltre alla perdita dei 600 posti di lavoro a causa della delocalizzazione della Speed Line, si teme ora l'impatto devastante che verrà causato sull'indotto, con numeri altrettanto importanti. A confermarlo è Confapi Venezia. Dal nostro ufficio studi abbiamo analizzato la presenza di 20 aziende dirette per un totale di 200 dipendenti che lavorano nella carteggiatura, sbavatura, smerigliatura di questi cerchioni, più altre 30 aziende indirette che fanno parte di quei servizi di forniture alla Speedline, vedi manutenzione impianti, macchinari, trasporti, logistica, che potrebbero perdere altri 100 posti di lavoro per un totale di 300 posti. Si tratta di piccole e medie imprese, tutte del veneziano, si trovano in difficoltà a pagare i fornitori con la pressione dalle banche che hanno chiesto di rientrare dai fidi e con il blocco dello sconto sulle fatture. Le ripercussioni già si sentono perché già nelle prime settimane di gennaio del 2022 vedremo un restringimento del credito, una riduzione degli affidamenti, in quanto queste banche non vedono prospettive di sviluppo e di crescita. È in programma per venerdì un vertice online con il Ministero dello Sviluppo Economico. La tensione è sempre più alta per le famiglie dei 900 lavoratori che fanno capo alle sorti dell'azienda del gruppo svizzero Ronald. Domenica prossima è prevista una manifestazione a Santa Maria di Sala dove saranno presenti anche i rappresentanti della piccola e media industria.
L'appello ovviamente è in primis al Ministero dello Sviluppo Economico, che gestirà nei prossimi giorni un incontro con la proprietà. Ci siamo già sentiti con la Regione Veneto, unità di crisi che prontamente ha preso in mano la questione. Chiediamo che anche i rappresentanti dell'indotto come Confapi siano coinvolte, in quanto subiamo queste decisioni sulla nostra pelle e sulla pelle dei nostri collaboratori dipendenti. Ricorderete Walter Onichini, il macellaio che ferì il ladro. Oggi per lui è stata chiesta la grazia. La richiesta di grazia è stata presentata ancora qualche tempo fa tramite l'avvocato De Toni, che l'ha presentata al magistrato di sorveglianza. Una richiesta di grazia fatta ovviamente al presidente Mattarella. Non so se verrà presa in considerazione visto i suoi ultimi mesi di mandato. Però insomma abbiamo tentato anche questa strada. Una richiesta scritta e presentata ormai da qualche settimana, la speranza di Sara, moglie di Walter Onichini, il commerciante di carni padovano in carcere da settembre per aver ferito un ladro, è che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa esaminare la richiesta di grazia prima della conclusione del suo settennato. Walter Onichini aveva sparato al ladro albanese entrato in casa sua con dei complici nel luglio del 2013. Onichini, temendo per la sua famiglia, sparò dalla finestra 2 colpi di fucile e ferì il malvivente che alla fine, dopo essere stato fermato, riuscì a fuggire in Albania prima dell'udienza per falsa testimonianza per non aver fatto il nome dei complici. Per Onichini, dopo un lungo processo, a settembre del 2021 la Cassazione ha confermato la condanna inflitta in appello per tentato omicidio a 3 anni e 8 mesi e si sono spalancate le porte del carcere di Venezia. Per lui questo sarà il primo Natale in cella, lontano dalla sua famiglia, dalla moglie Sara e dai suoi figli che sperano ogni giorno di riabbracciare il loro papà. Sarà il primo Natale senza Walter, soprattutto per i bambini, insomma. Quindi per lui è assolutamente difficile, perché già sono difficili tutte le condizioni giornaliere, cioè affrontare ogni giorno dentro a quella struttura. Il periodo insomma è comunque difficile anche per noi che siamo a casa. Andiamo in pubblicità tra poco. Ben ritrovati con il TG del Veneto. Alla guida di un autobus provoca un incidente. Viene fermato a Campo San Piero. L'autista era ubriaco. Vediamo. Alla guida di un bus nell'affrontare una rotonda a Padova ha urtato leggermente un'auto con a bordo una coppia, marito e moglie incinta. Il conducente della vettura, nonostante lo spavento, si è messo all'inseguimento del mezzo, lampeggiando i fari e suonando il clacson per farlo fermare. Invano, l'autobus si è fermato soltanto a Campo San Piero per far scendere alcuni passeggeri. A questo punto il conducente della vettura danneggiata, vista una pattuglia di vigili urbani in servizio a piedi, li ha avvisati dell'accaduto. Gli agenti, appena sono saliti in cabina, si sono accorti che l'autista non era in condizioni di guidare. Sottoposto al pretest per l'alcol è risultato positivo, risultato confermato poi dall'alcol test, che ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,55. Sopra l'1,50 vengono applicate le sanzioni massime previste per la guida in stato di ebbrezza: arresto da 6 mesi a 1 anno, multa che va da 1.500 a 6.000 euro e sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo che va da 1 a 2 anni. Per i conducenti di mezzi adibiti al trasporto di più di 8 persone il limite alcolemico è 0. L'autista del bus, 53 anni, residente a Riese Pio X, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. L'autista era in servizio sulla linea Padova-Castelfranco in concessione MOM, ma in subaffidamento ad una ditta privata padovana. MOM è quindi estranea alla vicenda. La ditta, che aveva appaltato la linea, ha inviato sul posto un altro autista per recuperare il mezzo rimasto bloccato a Campo San Piero. I passeggeri che erano a bordo hanno dovuto attendere la corsa successiva per riprendere il viaggio. Aggredito una 17enne per rubargli il monopattino elettrico, è stato denunciato un coetaneo dai carabinieri. Il fatto è avvenuto lo scorso 16 ottobre nella zona centrale di Bussolengo nel Veronese. L'aggressore aveva anche bloccato il giovane intimandogli di consegnare il monopattino. A rifiuto la vittima è stata aggredita e derubata. Qualche giorno dopo il rapinatore è stato rintracciato dallo stesso 17enne, che però non è riuscito a farselo restituire. Così, assieme al papà, è andato dai carabinieri per presentare denuncia. Il giovane, fra l'altro, è stato portato
in ospedale, lamentava dolori, gli sono state diagnosticate fratture all'omero e gomito causate dalla caduta. Il 17enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica dei minori di Venezia, che ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione della misura cautelare del collocamento in comunità. È stato firmato a Rovigo il protocollo a tutela delle donne vittime di violenza. Vediamo. Le istituzioni intervengono secondo loro competenze per garantire un'attività di prevenzione, di presa in carico e un'attività anche di reinserimento delle donne in difficoltà. Presentato e sottoscritto il protocollo di rete istituzionale per il contrasto alla violenza contro le donne in Polesine, con l'obiettivo di lanciare un messaggio chiaro, condiviso ed essere utile alle donne che sappiano che c'è sempre una via di fuga. Dal 2019 ad oggi sono seguite 220 donne. Circa 70 sono i casi presi in carico ogni anno. Il protocollo struttura invece da un percorso che non è che prima non ci fosse sicuramente, però con questo praticamente è stato sopposte delle regole, definite meglio le competenze. Oltre alle strutture già esistenti sul territorio del Polesine che accolgono le donne vittime di violenza, ne vengono integrate 2 nuove che rappresentano i punti di fuga. Sono 2, come dicevo, sono dei punti a cui le donne si possono, quindi strutture intendo, a cui le donne in difficoltà si possono rivolgere, vengono seguite per un lasso di tempo determinato e per poter valutare la loro situazione. Le forze dell'ordine rappresentano insieme alla rete dei servizi sociali un punto di riferimento a cui rivolgersi nel momento in cui si è vittima di atti di violenza, di prevaricazione, di persecuzione. Oggi con la firma del protocollo abbiamo chiarito il percorso completo di intervento sulla violenza. Presentato il calendario 2022 dell'Esercito, vediamo. La vostra difesa è la nostra missione, questo è il titolo del calendario 2022 dell'Esercito presentato a Padova al Museo della Terza Armata. 12 tavoli in cui si abbinano fotografie e disegni che ritraggono i militari impegnati nel loro lavoro nei teatri operativi all'estero o in questi mesi in Italia per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Capacità che l'Esercito mette in campo sia sul territorio nazionale sia nei teatri operativi in cui è stato e in cui è tuttora impegnato. L'Esercito ha messo in campo per questa epidemia moltissime risorse in termini di uomini, di mezzi e materiali. Gli stessi uomini e mezzi materiali che hanno operato proficuamente nei teatri operativi e che quindi hanno sviluppato capacità di operare in condizioni decisamente negative e sfavorevoli. Ma queste capacità sono state poi messe a disposizione del Paese per contrastare la pandemia. Parliamo di ospedali da campo, parliamo di team di vaccinatori, parliamo di mezzi logistici per il trasporto dei vaccini. L'Esercito ha operato per il Veneto, basta pensare che qui su Padova dal mese di marzo opera un punto vaccinale all'ex ospedale militare. Il calendario dell'Esercito, giunto alla sua 25esima edizione, celebra ogni mese i vari reparti e conferisce al termine difesa un significato che va oltre alla protezione e che oggi più che mai deve essere inteso come essere di aiuto per fronteggiare il nemico comune che è la pandemia. Ci fermiamo, è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Casa Cason, profumi e sapori in una fetta di Veneto. Bentrovati al meteo. Regna l'alta pressione delle Azzorre sul nostro territorio. La giornata di venerdì 17 dicembre sarà tra sole, nebbie e smog. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo generalmente stabile e soleggiato. Qualche foschia in pianura potrebbe ancora temporaneamente formarsi nelle ore più fredde. Ottima visibilità soprattutto in alta montagna. Un altro aspetto importante sarà il clima, caratterizzato da forti inversioni termiche. Avremo gelate nelle valli più interne, mentre sui colli e sui monti le temperature saliranno fin sopra la media. Minime tra -2 e 1 grado, massime sui 6-9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove prevale il sole un po' dappertutto, cielo sereno o al massimo velato senza piogge. Temperature minime tra -1 e 6 gradi, massime sugli 8-11 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove ci attende una splendida giornata, come vediamo all'insegna del sole. Il cielo sarà terso e limpido. Temperature minime intorno allo 0 o di poco inferiori, massime sui 9 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Casa Cason, l'arte di fare i salumi, viene da molte fette fa.